Premiazione dei 200 missi assolute femmine. Terze e medaglia di bronzo, entrambe hanno nuotato 2:24 e 28 per il lotto di nuoto 74 e il 2001 team, Vanessa Andretta, Maria Chiara Girardi. Seconda e argento in 2:24-26 per il team nuoto Toscana Empoli, Linda Caponi. E primo posto medaglia d'oro vincitrice dei 200 misti femminili con il tempo di 2:21,87 per il lotto di nuoto 74, Veronica Lucchese. Veronica Lucchese alla medaglia d'oro, Linda Caponi alla medaglia d'argento e la medaglia di bronzo a pari merito Vanessa Andretta e Maria Chiara Girardi. Per la prima serie 200 rana femminili si preparano in 1 Alessia De Luca, Nottoli nuoto, in 2 Maddalena Marconato Noale, in 3 Luisa Elcano Padova Nuoto, in 4 Emma Orian Rosà, in 5 Giada Droghetti Padova Nuoto, in 6 Emmoni Vigiani della Cruz Hydros, in 7 Erika Cometti Albatros e in 8 Giulia Franceschini Francia Corta. Noi ancora in zona podio per l'ultima premiazione dei 200 misti, quella della categoria assoluti maschili. Terzo e medaglia di bronzo in 2:11,02 per l'Antares nuoto, Mattia Santi. Secondo e argento per il lotto di nuoto 74 in 2:09,36, Giovanni Coan. First and gold medalist 2:7.58 representing Waterborne, Jared Liam Baxter. Jared Liam Baxter alla medaglia d'oro, Giovanni Coan all'argento e Mattia Santi alla medaglia di bronzo. Nel frattempo si va ad archiviare anche la seconda serie dei 200 rana femminili con la vittoria di Beatrice Mascotto con il tempo di 3:06 e 42. Ai blocchi per la prima serie atlete già presentate: De Luca Marconato Cano Orian, Droghetti Vigiani Cometti e Franceschini.